Alessio, un applauso per il nostro attaccante che già si è fatto conoscere con le 2 reti che ha segnato nelle ultime due partite. Poi naturalmente accogliamo Mohamed Balouli, lo vedete lì, naturalmente proveniente dalla Samp, e poi Tiago Casasola, anche lui lo avete apprezzato in campo, così come Mario Prezioso, che ha giocato una splendida partita in quel di Pescara. Adesso tocca a voi le domande per i nostri protagonisti. Chi si presenta? Prego. Buongiorno, benvenuti, sono Franco Saghetto del Corriere dello Sport, nonché rappresentante dell'USSI, quindi benvenuti anche come Unione Stampa Sportiva Italiana. Io volevo chiedere ad Asensio che impressione ha avuto di questa squadra. Ha messo a segno 2 gol, è una squadra che va in vantaggio, lo è stata anche ultimamente a Salerno prima e a Pescara dopo, però il leitmotiv tra virgolette di questo campionato è che non riesce a mantenere il risultato. Cosa si può fare e cosa può dare Asensio a questa squadra? Grazie. Allora, io ho visto soprattutto una squadra che dei compagni che sono tutti molto, molto uniti, che tra di noi parliamo sempre, ci aiutiamo. Poi per il fatto degli ultimi 2 risultati, io penso che l'ultima abbiamo peccato un po' di mancanza di determinazione, perché alla fine abbiamo avuto tante occasioni. Ci è mancato poi anche quel pizzico di fortuna, perché poi una traversa, un palo, però ormai... quindi io vedo una squadra molto unita, una squadra forte, perché io sono rimasto stupito perché la squadra c'è e quindi sono molto fiducioso in questa squadra. La mia domanda è per Casasola. Volevo capire, dopo la lunga fase di stop, che tipo di sensazioni ha avuto durante la partita. A noi è sembrata comunque una buona partita la sua, però volevo capire che tipo di sensazione a livello fisico più che altro ha avuto. In un gruppo che ti dà una mano, che ha tanta voglia di fare, che come squadra secondo me è forte. Purtroppo nelle ultime partite abbiamo peccato di un po' di sfortuna, un po' di ingenuità, un po' di... Diciamo, in questo momento bisogna essere un po' più brutti che belli, nel senso dobbiamo portare più punti che magari prestazioni, perché alla fine la prestazione in questo momento è importante, ma purtroppo dobbiamo raccogliere più punti. La squadra secondo me a Pescara ha fatto una buonissima gara, ma purtroppo abbiamo portato a casa 0 punti. In questo momento abbiamo bisogno di punti, ma sono fiducioso che questa squadra riuscirà a venire fuori, perché ha le qualità, c'è un allenatore che ci aiuta tantissimo, e quindi tutti uniti penso che ce la possiamo fare. Dobbiamo impegnarci, ma siamo sulla strada giusta. Mario, ti do del tu, ti sei ritrovato catapultato in 24 ore da una situazione all'altra, da una categoria all'altra, completamente diversa. Non hai risentito in maniera particolare di questo salto, perché abbiamo visto tutti la prestazione di Pescara. Le tue sensazioni anche, diciamo, di impatto con il gruppo, comunque in questo campionato, diciamo, per te è la prima volta? Qui ho trovato sicuramente una squadra molto, molto importante, una famiglia, e sicuramente subito mi hanno fatto trovare a mio agio, i compagni, anche l'allenatore, e quindi io sono fiducioso e già stiamo pensando alla prossima partita. Antonio Clausi, Cosenza Channel. Io volevo parlare con Raul, ti volevo chiedere, tutti ci dicono che tu sei un calciatore da Serie A e i colpi che hai messo in mostra lo testimoniano. Volevo chiederti cosa credi che ancora non hai dimostrato per il motivo che non giochi in Serie A? Cosa ti manca? Vuol dire che non ho dimostrato abbastanza per essere in Serie A, quindi io penso a lavorare. Io penso a lavorare, a cercare di giocare il massimo possibile per prendere minuti, per cercare di dimostrare quello che posso fare. Come ho detto, qua ho
ho trovato subito spazio e ringrazio anche il mister e il direttore che mi ha cercato a gennaio e mi hanno dato questa buona opportunità, perché per me è un'opportunità molto importante, perché penso che facendo bene, dando una grande mano alla squadra come quello che voglio fare e tirando fuori tutti insieme la squadra, alla fine le prestazioni vengono. Questo è una cosa molto importante sia per squadra che per ognuno di noi. Alla fine rimanere in una categoria così bella ci fa risaltare a tutti, no? Quindi, come ti ho detto, io ho tanta voglia di migliorare, di lavorare e raggiungere questi obiettivi che spero arrivino presto. Ho giocato un po' un po' con la primavera, mi è stato bene e spero giocare con la squadra per prendere dei minuti per giocare con la squadra. Allora, ha detto che stava giocando con la primavera, che non traduco, alzo solo la voce, che ha trovato un buon gruppo e spera di giocare sempre di più, le sue condizioni sono buone, quindi questo ha detto Mohamed. Abbiamo sempre, se fate caso, un giocatore che ha qualche difficoltà iniziale con l'italiano, poi sapete sempre come va a finire, che si integrano sia nella squadra che anche apprendono con noi la lingua e prendono il volo, come è successo negli anni passati. Per un giocatore, diciamo, sentirsi importante è la cosa più bella. Poi ripeto, innanzitutto io sono venuto qua perché credo in questa squadra, credo in questa società e credo fortemente che possiamo tirarci fuori di questa situazione. È quello che penso vogliamo tutti quanti e stiamo lavorando fortissimo per questo, perciò è diciamo il nostro obiettivo più importante, tirarci fuori di questa situazione. Ripeto, penso che abbiamo tutto per poterlo fare, quindi ce la giocheremo fino alla fine, ma sono molto contento di essere qua, voglio dare una mano, penso tutti quanti i nuovi, tra virgolette, portiamo entusiasmo, voglia per portare avanti questa squadra, quindi speriamo tutti quanti di poter arrivare a giugno e dire che il Cosenza è salvo. Grazie a Balulì, a Casasola, ad Asensio e a Mario Prezioso. In bocca al lupo e forza lupi naturalmente. Niente, noi siamo qui come di consuetudine per aver presentato questi magnifici 4 ragazzi che dovrebbero praticamente un po' come dire, darci, l'hanno già dimostrato comunque nell'ultima partita. È chiaro che il momento è un momento, guardando la classifica, anche se io pregherei un po' a tutti di evitare almeno per alcune fasi o per alcuni momenti, dimentichiamoci della classifica. Quello che invece dobbiamo fare tutti, e credo che ciascuno per la propria parte, ma dico veramente ciascuno per la propria parte, è quello di stare vicini alla squadra, perché comunque l'obiettivo che ci siamo dati, che era quello appunto di permanere nella Serie B, perché noi la Serie B ce la siamo conquistata e l'abbiamo finora, anche l'anno scorso abbiamo fatto delle buone cose, però chiaramente questo patrimonio, che è un patrimonio di tutti, certamente non è solo della società, ma è un qualcosa in cui ci dobbiamo tenere stretti. Quindi le polemiche, tutto quello che sento e che comunque sono anche meccanismi che nel calcio, per carità, ci stanno, sostituiamo l'allenatore, sostituiamo il direttore, facciamo questo, facciamo quello. Noi siamo oggi qui e prima di arrivare proprio riflettevo a questo, siamo gli stessi di 2 anni fa o gli stessi di 3 anni fa, e io per quanto mi riguarda sono lo stesso
di 8-9 anni fa circa. Quindi la nostra linea, la linea della società, la linea del Cosenza Calcio sarà sempre quella che voi conoscete, quella per fare bene e quella praticamente di mantenerci stretti questo grande come dire, patrimonio che è un patrimonio di tutti. È ovvio che le componenti devono essere tutte insieme a remare nella stessa direzione. Questo è troppo importante. C'è la squadra, io credo che al di là dei 4 diciamo, giovani acquisti, dei calciatori che abbiamo come dire, ingaggiato in questa tornata, ma tutta la rosa del Cosenza Calcio è una rosa importante. I più esperti, visto che ora con la Serie B io mi confronto con colleghi del nord, del centro Italia, dove praticamente rispetto all'anno scorso, ma sottolineo rispetto all'anno scorso, il Cosenza ha una rosa più forte. Questo è il vero problema di questo benedetto Cosenza. Quindi secondo me noi, se ci mettiamo tutti, diciamo, quell'impegno che è un impegno diciamo, che deve essere semplicemente nell'incitare la squadra quando gioca, chiaramente. Voi che siete la stampa, quindi vi pregherei di evitare anche tante volte delle polemiche sterili, secondo me, perché le polemiche sterili oppure creare allarmismi non servono a nessuno, perché qui le cose si fanno con i criteri di assoluta trasparenza. E l'obiettivo è semplicemente uno. Quindi, così come abbiamo fatto negli anni passati, stiamo facendo ora. Chiaramente, come avete visto, il direttore sportivo ha le idee chiare. Abbiamo avuto modo di sentire i ragazzi anche il modo come si sono trovati, cosa vogliono fare, perché qui parliamo anche di ragazzi, come si dice, importanti che vogliono fare bene. La stessa cosa dicasi per il nostro allenatore, per il nostro mister. Chiaramente quello che ha chiesto gli abbiamo sempre dato, ora tocca a lui, ma da solo chiaramente non ce la può fare neanche, perché anche lui ha bisogno del supporto di tutti noi. Qui situazioni di come dire, così, non ne dobbiamo, non ci possiamo permettere nessuno di fare, come dire, meccanismi che possono essere un po' diversi di quello che invece è il nostro obiettivo. Quindi da questo punto di vista quindi confido, no, che veramente si cambia passo e che tutti insieme possiamo sicuramente, rimanendo, insomma, stando vicino alla squadra, possiamo veramente raggiungere quell'obiettivo che non è impossibile. Guardate, mancano 16 partite, saranno 16 finali, io dico basta che ne centriamo 8 e qualche pareggio, cioè alla fine noi possiamo uscire da questa situazione. Ma ora non voglio fare calcoli matematici, se non quello di partita dopo partita, noi dobbiamo tutti impegnarci per poter fare risultato. Grazie. Grazie al Presidente Gino Guarascio. Prego, le vostre domande. Vittorio Scarpelli. Presidente, la sensazione, allora intanto io conoscendo l'ambiente, la compattezza, il fatto di provarci fino all'ultimo non mancherà, stampa, tifoseria, quindi vedrà che si farà quadrato, questo è sicuro. Però la sensazione è che l'ambiente creda che lei si sia un po' distaccato più degli altri anni, quasi come se quest'anno si potesse andare col pilota automatico, dopo la bella annata dello scorso anno. Ecco, secondo lei cosa è mancato, cioè in una gerarchia, arbitraggi, sfortuna
errori. Dove si inserisce il presidente Guarascio in queste criticità che hanno condizionato inevitabilmente il campionato, ancor di più perché questa è una squadra forte ed è sotto gli occhi di tutti? Io, per quanto mi riguarda, cioè qui non voglio fare ragionamenti, l'arbitraggio piuttosto che alibi vari. Io so soltanto una cosa, che noi abbiamo allestito una squadra di primissimo ordine, più della metà sono quelli praticamente i ragazzi che già conosciamo, per il resto abbiamo inserito come dire, dei calciatori importanti. L'andamento della squadra voi la conoscete, è stato un andamento che in una prima fase, diciamo, c'era un po' la storia che probabilmente mancava qualche elemento, anche se io su questo sono stato sempre abbastanza critico, perché comunque noi avevamo una rosa, diciamo, importante, che poi i sostituti rispetto a quelli dell'anno scorso, per ragioni come conoscete e sapete, non puoi costringere di trattenere poi il mondo del calcio alle sue sfaccettature, ragion per cui noi abbiamo inserito degli elementi, anche l'ultimo che poi voglio dire è il centravanti, come sapete, ce lo invidiano tutti, ma non solo. Ma nella campagna di trasferimento, questa appena conclusa, voi dovete sapere che almeno 4 dei nostri li voleva mezza Serie B e uno lo voleva anche la Serie A. Mi sono opposto, ci siamo opposti proprio per trattenerli, perché comunque noi siamo di fronte ad una rosa, una squadra, diciamo, secondo me importante. Ora, il presidente, no, la società, cosa deve fare se qui abbiamo, voglio dire, ditemi qual è, abbiamo ceduto qualche calciatore, no? Abbiamo fatto plusvalenze, ditemi voi che cosa ha fatto la società per indebolire la rosa. L'altra questione, direttore e mister, sono gli stessi, la continuità è garantita, c'è tutta, quindi di conseguenza il presidente cosa deve andare? Deve andare a fare, come dire, devo andare in panchino, magari devo andare pure io a giocare insieme ai calciatori. Cioè, qui il problema, voglio dire, proprio non riesco un po' a capire, o comunque ti rispondo che le situazioni le abbiamo fatte. Siano così accaniti da qualche... È solo con i risultati si spiega questo atteggiamento? Ma io questo atteggiamento lo conosco da quando ho messo piede a Cosenza, quindi, e mi fermo qui, non voglio aggiungere altro. Grazie. Lo spieghi però, Presidente. Ma cosa devo spiegare? A che si riferisce? Ho detto che da quando sono qui c'è una parte della tifoseria, o comunque una minima parte, che comunque è andata sempre contro, insomma, in qualche modo al Cosenza Calcio. Questo è un fatto, voglio dire, acclarato, o no? E se questa parte, voglio dire, evidentemente non sono soddisfatti, no, del Cosenza, e questo, voglio dire, è un problema loro. Ma io la mia parte la faccio, come dire, fino in fondo, e la faccio anche bene. Poi chiaramente ci dobbiamo a tutti ricordare il Cosenza dove è stato preso. Se non ci ricordiamo questo, non ricordiamo il passato, alla fine, voglio dire, stiamo parlando solo di che cosa? Non lo so. Credo che in questi momenti di difficoltà si sente più chi critica che chi è con il presidente Guarascio. I social poi insegnano anche. Prego, Franco Segreto. Buongiorno Presidente, ben trovato. Io del suo discorso iniziale ho tratto un passaggio e poi non so se Braglia e il direttore sportivo Trinchera vogliono anche loro intervenire. Ha detto Trinchera ha fatto quello che doveva fare, il mister quello che ci ha chiesto gli abbiamo dato. Però noi tutti quanti sappiamo che il Cosenza è alla ricerca di un centrocampista, un play, un regista,
e di un difensore centrale che non sono arrivati. È arrivato Casasola, che è un esterno, ma lui io personalmente non lo conosco, ho letto solamente che ha giocato 10 partite nella primavera della Sampdoria, e poi altri giocatori come Asensio, l'attaccante è andato via Littere. Ecco, non mi pare che la campagna acquisti sia stata fatta su quello che Braglia o quantomeno noi addetti ai lavori si cercava e cercava la squadra. Grazie. Credo che questa domanda sia più opportuno farla al mister, visto che poi alla luce nell'ottica insomma di sviluppare un mercato a seconda delle esigenze che si presentano, qui c'è un confronto, una condivisione continua tra le parti. Io ho sempre detto che noi saremmo intervenuti durante la sessione di mercato per migliorare l'organico, e qualora ovviamente si fossero presentate delle opportunità le avremmo colte al volo, perché qui con tutta onestà il Presidente non ci ha mai dato segnali diversi, ha avuto sempre la disponibilità di poter correggere il tiro e fare del nostro meglio. Abbiamo preso 4 giovani e abbiamo mandato via dei ragazzi che avevano giocato poco. Avevamo la necessità di mettere a centrocampo un ragazzo che avesse dinamicità, che avesse delle motivazioni importanti, un giocatore completo come lo è Prezioso, anche se molti magari inizialmente pensavano che fosse uno dei tanti presi dalla C e che magari la Serie B gli stesse anche abbastanza larga. Invece più volte il mister a me ha detto che era il giocatore che mancava, però noi non ci siamo mai sottratti alla possibilità di migliorare il reparto in difesa, anche perché giocando con la difesa a 3 numericamente abbiamo 5 difensori centrali e abbiamo anche... Io non ho mai giocato e non sappiamo l'esistenza, diciamo le cose, non sui social, poi voglio dire, Schiavi non ha mai giocato, io lo ricordo come capitano della Salernitana, però a Cosenza non l'abbiamo visto, voglio dire, è un po' da mistero. Sì, per rispondere alla domanda, Franco, ti dico, allora in difesa abbiamo cercato di prendere un altro giocatore, ma dovevamo prenderlo per migliorare l'organico, per migliorare il reparto. Quando ci si rende conto che quelli che sono disponibili per trasferirsi a Cosenza non sono più bravi di quelli che abbiamo, noi crediamo che non sia giusto prendere giocatori tanto per prendere. Tant'è vero che abbiamo fatto degli acquisti mirati con giovani di grande prospettiva, perché dimentichiamo nell'elenco che ha fatto, è dimenticato Asensio, che è un giocatore che magari a Milano volevano tutti, inseguivano tutti, però siamo stati bravi noi a prenderlo. Come Casasola, che è un giocatore nonostante fosse fermo da un po' di mesi, ci garantiva una caratteristica che in questo momento storico, senza nulla togliere a chi ha giocato fino adesso in quel ruolo, poteva darci delle soluzioni molto valide. E in mezzo al campo abbiamo anche avuto l'idea, perché io ho lavorato anche su questo, condividendo questo concetto col Presidente e col Mister, abbiamo avuto l'idea di prendere un play che potesse sostituire per caratteristiche un giocatore come Greco. Fermo restando, perché faccio una premessa importantissima, noi in quel ruolo abbiamo puntato, e lo ribadisco, perché tutti sono bravi a dire ma dov'è il giocatore di nome? Se noi avessimo preso il giocatore di nome Play, probabilmente, questa poi è una scelta più del mister, probabilmente quel giocatore avrebbe escluso, per caratteristiche, per ruolo, avrebbe escluso Canutè, un giocatore che mezza Serie A insegue e dove il Cosenza ha puntato fortemente, tenendo conto che soprattutto negli ultimi giorni di mercato non volevamo avere lo scrupolo di non colmare numericamente un vuoto, perché sono partiti 2 centrocampisti e ne è arrivato uno. Abbiamo anche addirittura pensato di poterlo fare, di poterlo inserire, ma chiamando 2 o 3 giocatori che non sono qui a menzionare. Ovviamente questi 2 o 3 giocatori non ci hanno dato disponibilità al trasferimento, però io sono contento così perché quando un giocatore viene a Cosenza deve venire motivato. Io quando sono tornato da Milano ho incontrato lo staff tecnico con i ragazzi in albergo e gli ho detto resettiamo quello che è stato fatto finora
e ripartiamo dall'entusiasmo e dalle motivazioni che hanno questi 4 giovani che sono arrivati. Al Pescara abbiamo visto tutti la prestazione che è stata, e io in questo colgo l'occasione di ringraziare la gente, perché nonostante i risultati non ci danno ragione, però sia alla ripresa degli allenamenti che a Pescara quel gruppo di tifosi, che erano anche in tanti, hanno comunque apprezzato, e come dice il Presidente dobbiamo stare uniti e compatti, perché ci dobbiamo credere fino alla fine. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Schiavi ha passato un periodo dove aveva avuto dei problemi, ora Schiavi sta bene. Schiavi è un ragazzo che ha fatto non so quante partite in Serie B e sicuramente ora è pronto per darci anche una mano. Tutto qui. Fino a poi, se si deve andare a prendere giocatori che sono stati a casa, svincolati, che non si sono allenati, come ho letto in alcuni casi, noi che ce ne facciamo? Prima che siamo pronti è finito il campionato. Quelli che ha cercato Stefano, c'era delle difficoltà oggettive, sono arrivati ragazzi che hanno entusiasmo, che hanno voglia di darci una mano, che poi sono quelli che a Cosenza hanno sempre dato di più dei nomi. Prezioso, gli ho iniziato a rompere le scatole prima di gennaio, perché noi abbiamo troppi al limite ingegneri e pochi operai, perciò io di quello che è arrivato adesso sono contento. Prezioso è un ragazzo umile, motivato, sono felice di Asensio, perché è un ragazzo che gioca col cuore, che a me quello mi interessa, a me i fenomeni non me ne frega niente. Io vorrei che tutti si calassero nella realtà di questa squadra, come è stato fatto negli anni precedenti, perché è quello che è mancato a questa squadra. Non sono mancati i giocatori o il talento, è mancato l'atteggiamento della squadra. Troppi io non contano più ora conta il noi, conta il Cosenza. Stop. Il resto sono tutte chiacchiere, il resto dipende dai risultati. Da un'altra parte a quest'ora ero a casa, parliamoci chiaro, almeno così 4 partite perse ti mandano a casa. No, è la verità, è inutile che ci nascondiamo. Se qui ci hanno fiducia bisogna fare tutti qualcosa in più, a iniziare dal sottoscritto. Poi sarà il campo a dire se abbiamo fatto più o meno bene. Se vi ricordate dopo Rende quello che è successo qua dentro. Perciò adesso facciamoci sta partita con i ragazzi che hanno voglia di dimostrare, perché te l'hanno dimostrato. Lo sbaglio di Pescara è stato uno solo, il voler vincere a tutti i costi, perché a quel punto lì della partita non puoi permetterti di perdere una partita. Io ci ho perso la voce a fargli sta dietro qualcheduno, l'avrei anche ammazzati, ma cosa devi fare? Quella era la voglia che avevano e spero che continuino ad avere questa voglia nelle 16 partite che mancano, ragionando un attimino di più a 5 minuti dalla fine. L'unico rimprovero che mi sento di fare a loro. Perciò... Grazie. Presidente, io sottoscrivo quello che è stato il suo pensiero nella prefazione, però mi è venuta subito una considerazione che me la sto portando dietro da diverso tempo. Cioè lei parla di unità di intenti, di coesione tra società, stampa, tifosi e quant'altro. Ma ho avuto la sensazione che questa società da un po' di tempo a questa parte è come se si fosse un attimino blindata, cioè si è isolata dal mondo esterno, poca comunicazione, pochi messaggi, anche la sua presenza, mi sembra che lei forse è la prima volta dall'inizio di stagione che si presenta ufficialmente in una conferenza stampa, senza guardare in casa altrui. Diciamo che i suoi colleghi, quando la situazione diventa calda, comunque si presentano in prima persona. Ecco, la domanda che io le volevo fare, non sarebbe il caso forse, anche come nel caso di Mister Braglia, di mettere dei punti fermi, quantomeno per non alimentare quelle che potevano essere sostanzialmente delle discussioni da bar, tra virgolette. Per esempio, Braglia a rischio, si presentava il Cosenza Calcio e diceva Braglia
non si tocca, quantomeno per spegnere sul nascere quello che potevano essere e alimentare le varie discussioni. Ecco, non sarebbe il caso che a questo punto il Cosenza si presentasse con più frequenza, Cosenza Società dico, con più frequenza verso l'esterno, quantomeno perché poi il tifoso, la parte buona del tifoso, questo vuole avvertire, cioè una compartecipazione e un'interazione tra società e tifoseria. Grazie. Intanto, insomma, oggi stiamo facendo proprio questo. Io sinceramente il mio modo di fare, tanto voglio dire non è il primo anno che ci conosciamo e che ci siamo visti, probabilmente sono più per il fare che per la famosa chiacchiera, perché la chiacchiera io credo che alla fine non ci porta da nessuna parte. Questo metodo è un metodo che comunque, ora non voglio dire che siamo partiti dalla Serie D, abbiamo fatto risultati per detta di qualcuno, in questi anni ne abbiamo fatto forse più di tutti, ma la cosa più importante è che noi stiamo facendo un qualcosa in cui forse la Serie B degli anni passati rispetto a quella di oggi, probabilmente oggi le cose stanno cambiando. Oggi c'è un mondo che si chiama social, oggi c'è una cultura sportiva diversa. Io mi sto impegnando anche a livello istituzionale perché il calcio oggi deve cambiare, deve migliorare, ma in tutti i suoi aspetti. Sono stato quelli in cui mi sono battuto per il VAR, sono quelli in cui mi vado a battere per le cose importanti. Poi non perché queste non sono importanti, però io credo che anche voi della stampa, in qualche modo, qualcuno di voi deve alzare il livello, perché purtroppo io vi vedo che ancora siete ancorati al passato e siete ancorati a quella mentalità che purtroppo il professionismo è un'altra cosa. Il professionismo significa praticamente dare risposte. Dare risposte significa praticamente, i calciatori che avete sentito prima vanno detto chiaramente, così come anche il mister, no? Io non posso venire a fare ogni volta a fare smentite se il mister deve stare o non deve stare. Cioè questo è anche un modo, io insomma sinceramente i nostri colleghi, i miei colleghi, la maggior parte hanno esonerato il mister e poi se li sono di nuovo ripresi. Allora dico, di che stiamo parlando? Noi stiamo parlando che il risultato, l'andamento, togliamo la classifica, credo che è un andamento perfetto. Tutto l'atteggiamento del Cosenza Calcio è un andamento perfetto. Voglio dire, nella sua organizzazione, perché poi tu devi essere organizzato per poter fare le cose. Quindi noi abbiamo un direttore che si interfaccia in tutta Italia per quanto riguarda i rapporti. La società è una società, come dire, che è considerata tra le più importanti d'Italia, ma se queste cose non li capiamo, o comunque fate finta di non capirle, oppure non lo so qual è, cioè questi sono dei fatti. Avete mai sentito, avete mai visto rispetto alle altre società che il Cosenza ha qualche problema oppure non viene considerato? Cioè il Cosenza, voglio dire, è il Cosenza, è una società importante e stiamo facendo le cose in un certo modo. Ora, è possibile anche se io capisco che noi esprimiamo il 50%, comunichiamo il 50% di quello che facciamo, ma io preferisco così, perché quello che è importante sono i risultati. Cioè, oggi siamo in un momento difficile, questo momento lo dobbiamo superare. Cosa si fa? È chiaro che dobbiamo farlo tutti insieme, ma tutti insieme noi dobbiamo stare vicini alla squadra. Vi ho detto in un altro passaggio, in un'altra conferenza, o meglio in un'altra intervista, se vogliono i tifosi o quella minima parte, perché per fortuna c'è una minima parte, perché il Cosenza è visto oramai
Tutta la provincia, che sono 800.000 abitanti, tifano Cosenza. Mezza Calabria tifa Cosenza. All'estero, in tutta Italia, e sono tutti, voglio dire, e ammirano la società Cosenza per quello che sta facendo. Chiaramente c'è un momento difficile, che è quello della classifica, però chiaramente se proprio vogliono contestare, ho anche detto contestate il sottoscritto, tanto sono uno che non mi scandalizzo di nulla, però i ragazzi vi prego, così come il direttore, smettiamola con questa polemica, smettiamola, perché non è giusto e non è corretto per quello che abbiamo fatto e per come stiamo agendo, diciamo, proprio in questo scenario, in questo mondo di calcio, che è un mondo, voglio dire, come sapete, non facile. Questo è quello che voglio, come dire, in qualche modo darvi come indicazione, o quantomeno mi sento di dire. È stato al centro di polemiche dall'inizio della stagione, no? Da quella famosa conferenza stampa e così via, ma anche oggi ci sono parecchie critiche, anche invettive se vogliamo, insomma c'è un po' di tutto. Io vorrei capire in effetti, ora a mente fredda, con un altro mercato portato a termine, seppur in una situazione difficile, quali sono le difficoltà maggiori che lei ha incontrato durante il mercato? Niente, come è considerato, non dico il Cosenza, ma comunque che peso ha il Cosenza in tutte le sue caratteristiche quando si va al mercato a Milano? Perché credo che bisogna anche fugare un po' il campo da qualche dubbio, nel senso di, se è il caso di fugare, voglio dire, se questa è una società che si presenta più debole rispetto alle altre, lasciamo stare dal punto di vista economico, proprio in genere, no? Per quanto riguarda tutte le sfaccettature che può dare il calcio italiano oggi. Che peso ha il Cosenza quando si va a fare il mercato? Perché abbiamo visto anche dei rifiuti, delle non scelte deliberate per quanto riguarda il Cosenza. Si è detto tra le righe o meno tra le righe di disturbi da parte di altre situazioni sul mercato del Cosenza. Insomma, qualcuno che ci dicesse effettivamente qual è la... No, giusto per articolare meglio, per capire qual è veramente questo peso e come hanno inciso tutti questi fattori. È una domanda provocatoria questa, dopo l'ultima conferenza stampa dove io mi sono espresso, forse non so se espresso male, ma ribadendo il concetto che qui ci sono dei falsi pregiudizi, ma poi a Cosenza si sta benissimo, io lo posso dire non per sviolinare o fare il ruffiano, ma perché sto qui da 3 anni e mi sento veramente a casa. Ma chi non conosce bene la realtà di Cosenza è chiaro che nella testa c'ha una visione poi diversa dalla realtà. Tant'è vero che io con calciatori che sono passati da qui e che hanno avuto grande successo, posso menzionare da Tutino, Palmiero, Chereghe ed altri, Del Mago stesso, mi sento tuttora con questi ragazzi, veramente a loro piange il cuore di essere andati via. Però per i calciatori affermati che probabilmente hanno la possibilità di scegliere tante altre destinazioni, i giocatori tengono conto di tanti aspetti che una legata all'altra poi incidono nella scelta di ognuno di loro. Posso dire non solo la classifica, per esempio al momento non ci dà forza, l'aspetto anche geografico purtroppo. È chiaro che per un calciatore vivere o lavorare al nord, a Milano, anziché in Calabria può essere... però ripeto, proprio perché non conoscono la realtà, non sanno che qui c'è gente passionale
gente che poi fondamentalmente ti fa stare bene, gente calorosa che quando dai tutto per la maglia ti sta vicino anche nei momenti difficili. Poi le criticità obiettivamente è chiaro che essendo Cosenza una squadra che l'anno scorso dopo tanti anni, è chiaro che in questo momento ci sono tanti altri club che per tante ragioni hanno l'ambizione di fare un percorso diverso dal nostro, ma noi l'ambizione ce l'abbiamo nelle idee, perché qui poi sono arrivati giocatori che secondo me non hanno niente a che invidiare a giocatori che giocano oggi, che ne so, nel Benevento o in altri club nell'apparenza più blasonati del nostro. Il Cosenza nelle ultime 10 partite ha preso la media di 1 gol e mezzo a partita, 2 gol nelle ultime 2. Nelle prime 10 partite ha preso la media di 1 gol a partita, quindi significa che c'è qualche problema di rendimento, o perlomeno c'è qualche giocatore che sta giocando troppo e probabilmente ha bisogno di essere o sostituito o deve riposare. Questo anche per dire che le scelte fatte, io le sposo in pieno, anzi faccio i complimenti perché a pescare i migliori in campo sono stati i nuovi arrivi, i 3 acquisti, Prezioso, Asensio e Casasola. Volevo dirle, si è parlato di una finestra di mercato possibilmente esterna, si è parlato di Krisetic, tant'è che voi avete cercato, dopo Meongae, l'altra operazione che c'è stata, come dire, boicottata, neanche faccio il nome perché neanche voglio dargli questa confidenza, e anche quell'altro giocatore di Gennaro, significa che voi stavate cercando proprio un centrale e un play. C'è una possibilità che arrivi qualcuno a rinforzare, non dico che non mi permetto di giudicare l'organico, assolutamente, metto le pagelle poi dopo ogni partita, voglio dire. Volevo capire solamente se c'era il margine per aprire un'eventuale finestra extramercato. Lo abbiamo fatto anche alla chiusura del mercato, ripeto, proprio per toglierci lo scrupolo, cercando di contattare Krisetic quando si pensava che fosse una cosa così scontata, perché il ragazzo da tanti mesi che non gioca, invece poi il ragazzo ha declinato l'invito, per cui è chiaro che se dobbiamo prendere qualcuno, io credo che la squadra sia completa in tutti i suoi reparti, credo che sia anche migliorata, però se dobbiamo prendere qualcuno è perché deve esserci una logica e deve esserci un'opportunità, altrimenti rimaniamo così come siamo. Antonio Clausi, prego. Io volevo chiedere al Presidente se secondo lei quanto investito finora o quest'anno in questo campionato sul mercato per la gestione tutta è direttamente proporzionale alle presenze del Marulla. Allora, intanto quello che abbiamo investito dovete un po' sapere che è l'unica squadra di Serie B che ha investito una somma importantissima sul terreno di gioco e sui seggiolini dello stadio, rendendo lo stadio praticamente uno stadio vero di Serie B. Questo è un investimento che l'ha fatto praticamente il Cosenza Calcio. I miei colleghi, gli altri proprietari degli stadi, questo l'hanno avuto sempre fatto dalle varie amministrazioni. Poi l'investimento, se lo vogliamo parametrare a quello che sono le presenze nello stadio, io so benissimo che tutto questo è legato ai risultati. Cioè non ci sono nel calcio formule tali o sistemi. Quello che posso dire invece è questo, che siamo il club più orgoglioso di avere tifosi che vanno e seguono la squadra anche fuori. Cioè fuori la tifoseria è quella più numerosa, che incita la squadra, anche quando non ci sono i risultati. E questo per me è un grande orgoglio, perché noi trasmettiamo nel mondo, perché ora attraverso, come dicevamo prima, i social, trasmettiamo un qualcosa di positivo. In casa tutto questo
insomma non c'è stato, ma non c'è stato perché comunque, come sapete, il Marulla, specialmente nelle fasi invernali, ma da quando io sono nel calcio, le fasi invernali, giratela come volete, ma sono, come dire, non è piacevole nei momenti freddi stare al Marulla. Certamente che lo giocano duro, tutta la meravigliosa tifoseria che noi abbiamo, che comunque segue il Cosenza, abbiamo una media che è una buona media. Certo, se i risultati insomma ci aiuteranno, credo che faremo poi questa sorta di mistero della nomina di un direttore generale andato via dopo 40 giorni, perché sinceramente nessuno di noi ci ha capito poi molto, e soprattutto poi le volevo chiedere che intenzioni ha lei nel prossimo futuro, al di là se riusciremo a restare in Serie B o meno, se ha intenzione, comunque voglia, tempo di rilanciare con vigore, con forza il progetto Cosenza. Grazie. Probabilmente non si è inserito in quelli che erano i nostri meccanismi, si è concluso il contratto e abbiamo chiuso questo raffronto. Allora, nel passaggio alla domanda che aveva fatto il collega Massimo Mitidieri, lei ha parlato di professionismo, dovete alzare il livello. Era riferito ai calciatori che erano seduti qui o era riferito ai colleghi della stampa e a me naturalmente che sto parlando? Che io non ci sto se dovesse essere così, perché mi pare che il livello dei giornalisti di Cosenza sia abbastanza buono e alto. Grazie. Ma qui io non voglio assolutamente fare polemiche con io vi dico, la ritengo un'offesa quando lei dice che il livello non è alto, la ritengo un'offesa, mi scusi. Allora io su questo sapete bene che visto che questa polemica diciamo è una polemica abbastanza datata, relativamente alla stampa io ho sempre dato atto che la stampa che c'è a Cosenza è tra le più importanti, ok? Però voi sapete bene che esiste un mondo che si chiama social. Allora, se questo mondo che si chiama social la sta superando voi, scusate, dobbiamo essere chiari qui, la comunicazione la fa la stampa come 10 anni fa o la fanno anche i social? Allora, se il discorso è partito anche dalla questione dell'allenatore, cioè noi dovremmo smentire un qualcosa ogni ora che non c'è, perché il Presidente diceva giustamente no, avete chiesto un comunicato per dire che o una conferenza stampa perché il Presidente dice che Braglia la mia domanda, le domande alla fine di Pescara, e allora che succede, allora che fa, allora che, come se fosse in discussione il mister, non era un termine dato dai social o da voi, non lo so, ma non da noi. Parla europeo, e siccome il discorso Braglia si sta strascinando da almeno un mese e mezzo, allora dico no, ma dico sempre, io dicevo semplicemente, non entro nella polemica da bar, io limitatamente a Braglia sarebbe stato il caso di mettere solamente un punto fermo. Ho fatto delle interviste, ha parlato con tutti e ha detto a tutti che non c'erano proprio gli estremi. O voi prendete per buoni social, è vero che tante volte lo fate, quindi vi pregherei di stare un po', almeno da questo punto di vista, alziamo il livello non andando dietro i social, perché purtroppo se esistono e se ci sono diventa veramente, cioè qui mi devo mettere tutti i social, ci dobbiamo mettere tutti i giorni a fare smentite e non è possibile, non è serio, perché non lo fa la Juve, non lo fa l'Inter. Perché non dobbiamo fare noi? Immagino che il numero in Europa Pedullaghi il numero in Europa, probabilmente lo Sport Italia o a Sky, se si riferisce a questo allora è su una strada completamente sbagliata. Io mi riferisco ai social, e questi a noi non ci aiutano, perché se no facciamo noi la politica che diventa uno degli sport più belli, il calcio, lo facciamo diventare noi malati, invece dobbiamo essere rigorosi su questo. Ci sono altre domande, superando questo argomento che è stato ampiamente trattato. Antonio, se non sbaglio, devi fare una domanda. No, è superata la quella. Allora possiamo, se ci sono altre domande anche per il direttore e per il mister, altrimenti possiamo. Se l'è cavata
Almeno qui. Meno parlo faccio. Mister, posso chiedere un'ultima cosa, visto che è un discorso tecnico-tattico? Il Casasola ha giocato qualche volta, lei sa, si è giocato come terzo nel tridente d'attacco a destra? Nel tridente d'attacco e anche lì. Grazie. Vabbè, dopo questa domanda e risposta, ringraziamo tutti e naturalmente l'appuntamento è per domenica sera alle 21 al Marulla per questa partita fra il Cosenza e il Benevento. Forza Lupi!